È venuto a trovarci l'avvocato Luca Campanotto, coordinatore regionale del Movimento Aquile Tal Friuli. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, spieghiamo come nasce, con quali obiettivi, insomma, no? Il movimento. Il movimento Aquila del Friuli nasce nel 2017 puntando alle elezioni regionali del 2018. Neonato, purtroppo fallisce l'obiettivo, ma non si dà per vinto e lo storico presidente Luigi Gambellini mi ha chiamato a portare un'opera di coordinamento, anche per dare nuova vita a questo movimento che mai ha smesso di rappresentare il Friuli e i friulani. Ecco, tra l'altro adesso siete molto attivi, gli ultimi due temi trattati, se non sbaglio, sono la montagna, che soprattutto insomma, la Carnia e la parte montagnosa del Friuli stanno vivendo fenomeni preoccupanti, sì, non da oggi, ma insomma fenomeni ormai cronici, possiamo dire, di spopolamento, e anche, come dire, sono territori piuttosto dimenticati, poco considerati, sì, ecco, sì. o dimenticati addirittura dalla politica Diciamo regionale. che noi, al di là delle convenienze elettoralistiche, cerchiamo di guardare anche ai più deboli e insomma cerchiamo di essere attivi non solo sui social ma anche sul nostro sito istituzionale, pubblicando con una certa regolarità alcuni comunicati che cercano di attirare l'attenzione sulle questioni più importanti dal nostro punto di vista. Forse la montagna del Friuli occidentale sta peggio della Carnia, guardando anche un po' alle statistiche, no? Quindi davvero tutta la fascia dell'Alto Friuli, ma non solo, tutte le zone montagnose della regione, pensiamo anche alle valli del Natisone per fare un altro esempio, ecco, si trovano in grave difficoltà, non ecco, solamente ma quali sono demografiche. le criticità più gravi, insomma, che avete evidenziato nei territori montani? La mancanza di cosa? Si va dai problemi demografici che sono particolarmente evidenti e sono la base di tutto in realtà, per arrivare poi a un problema culturale, nel senso che una civiltà è a rischio per la sua stessa sopravvivenza. Tutto questo ha conseguenze anche economiche, quindi diciamo a 360 gradi si dovrebbe levare un grido nei confronti di una politica regionale spesso distante, spesso non curante, proprio da parte di quelle islands, chiamiamole così, che forse più di altri territori conservano anche l'anima più autentica di quello che è il Friuli, ecco. Ecco, sì, nel vostro ultimo comunicato, tra l'altro, nel vostro penultimo comunicato si evidenziava anche come i territori montani spesso vengono lasciati senza presidi medici, no? Mancano Sì, guardie mediche, diciamo che o ce ne sono magari una per un laddove territorio vastissimo. laddove non c'è un ritorno, spesso addirittura la mano pubblica, che dovrebbe viceversa compensare, cede alla tentazione di tagliare anche quei presidi, per esempio sanitari, fondamentali, i piccoli ospedali di rete, che un po' dappertutto, purtroppo solo in Friuli, e non ad esempio nella zona triestina, tanto per cambiare, vengono tagliati mettendo a rischio la salute e in qualche caso addirittura la vita stessa di chi in montagna vive, degli ultimi che resistono, i quali davvero, se hanno problemi seri di salute, o si chiama l'elicottero o hanno veramente dei rischi notevoli, più alti rispetto a tutti gli altri corregionali. Ma torneremo sull'argomento della montagna, magari potrebbe essere anche oggetto di un approfondimento, se lei è disponibile ovviamente. E ultimamente invece vi siete interessati anche di sanità, no? Beh, è una delle materie più importanti di quella che è la nostra autonomia regionale. La sanità, insomma, i problemi sono cronici, sono gravi, si susseguono delle riforme bipartisan che non riescono a risolvere il problema chiave, che secondo noi è il sottofinanziamento di questo statuto speciale, che è in assoluto il più povero a livello di risorse, e che pure da solo è chiamato a fronteggiare tutta l'intera spesa sanitaria senza alcuna forma di contribuzione statale.
La questione più grossa in ogni caso resta sempre una, cioè i rapporti particolarmente problematici tra Friuli e Trieste, che vedono una abnorme concentrazione della spesa pubblica unicamente sul capoluogo regionale, nell'angolino in basso a destra. Ecco, quindi non siamo gli unici noi del Friuli occidentale a lamentarci, ma insomma è una cosa, un malessere diffuso. Tutte le amministrazioni di ogni colore politico trasversalmente, da sinistra, Serracchiani Tedesca, ma anche insomma, Federica Riccardi da ultimo centrodestra, insomma, hanno sempre tagliato soprattutto i piccoli ospedali di rete in tutto il Friuli. Bene, grazie all'avvocato Luca Campanotto, coordinatore del movimento Aquilet al Friul, l'aspettiamo ancora per approfondire questi argomenti. Grazie mille a voi, saluti a tutti.